Sanno che la mafia esiste anche in Veneto, anche se ritengono sia più diffusa al sud, ma la maggior parte dei giovani dichiara che questo non condiziona la vita della comunità a cui appartengono né il senso di sicurezza sociale. Anche questo è emerso dalla ricerca del Centro Studi Universitari di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia di IUSVE, presentata da Don Ciotti insieme a un'altra ricerca svolta dall'Associazione Libera. Fondamentale il tema della legalità e del suo significato. Se la legalità diventa una parola di vita, che vuol dire poi politiche sociali, servizi, vuol dire scuola, vuol dire cultura, vuol dire proprio maggiore attenzione al mondo dei giovani, se no diventa una parola astratta. Allora saldiamo la parola legalità alla responsabilità, che viene molto prima. Dobbiamo essere responsabili per rispettare quelle leggi, se non vanno bene, per impegnarci per poterle cambiare. Poi è certamente importante, le leggi devono tutelare i diritti e non i poteri delle persone o i privilegi. Le leggi devono garantire l'uguaglianza, la dignità, la libertà della gente. Don Ciotti ha affrontato insieme ai ragazzi anche la questione dei beni confiscati alla mafia. L'inquietudine da parte di molti di noi è sulla vendita all'asta a privati dei beni. Noi lottiamo perché sia l'estrema ratio, ma a privati la vendita, eccetera. Perché loro sono molto capaci di camuffare, di avere prestanomi, società di comodo. Qualcuno semplifica dicendo sì, ma intanto poi li riprendiamo. No, ma parliamoci chiaro, facciamo in modo di essere più chiari, più forti, più trasparenti. E quindi in questo senso c'è un nostro impegno. Essendo quella legge è stata voluta da 1 milione di persone, proposta da deputati, ma 1 milione di persone. E già allora noi parlavamo dell'estrema ratio. Resti l'estrema ratio. Siamo preoccupati della vendita a privati all'asta.